Un furto fotocopia, finestra laterale forzata nel cuore della notte, circa le 3:30. Ladri che entrano in azione e si portano via 10 bici da corsa, il cui valore è ancora in corso di quantificazione. È il secondo assalto in 2 settimane alla Zero Light, azienda specializzata di Villafranca Padovana. Nella notte tra il 30 e il 31 luglio le bici rubate erano state 5. La scorsa notte i banditi hanno raddoppiato il bottino. Come via di fuga hanno scelto la provinciale che porta verso il centro di Villafranca e poi va verso Piazzola sul Brenta. È il secondo colpo nel giro di 2 settimane ai danni di questa azienda. Una banda abilissima che, caricate le bici, probabilmente raggiunge direttamente il confine con il prezioso bottino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Padova, che hanno avviato le indagini e acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell'impresa e da quelle del comune. Non unica azienda presa di mira nel padovano. A giugno i ladri di biciclette da corso erano tornati a colpire per la terza volta in poco più di un anno il negozio Benato di Rovolon.